Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Esperto di Calciomercato Batman Napoletano. In questo video andremo a parlare di due notizie circa, um, cioè l'esonero di Tudor e l'infortunio di Kevin De Bruyne. Allora, partiamo diciamo da una piccola avviso che oggi non usciranno video di figurine panini. Usciranno penso tra mercoledì e giovedì se prendi i pacchetti. Poi può essere pure che usciranno venerdì, sabato, domenica, non lo so, mi devo regolare un poco con quando prendi i pacchetti, però vabbè. Allora, partiamo subito con la prima notizia, c'è lo stop di Kevin De Bruyne. Allora, Kevin De Bruyne si è infortunato nella partita tra Napoli e Inter, finita per 3-1, e si è fatto male al polpaccio superiore, se non sbaglio, che avrà uno stop per circa 3 mesi. Lo stesso infortunio di Lukaku, però Lukaku ha avuto diciamo uno strappo nella parte inferiore che Lukaku dovrebbe tornare diciamo per gennaio se tutto va bene, invece che Kevin De Bruyne si fermerà per circa 3 mesi, quindi considerando da novembre in poi, novembre, dicembre, gennaio, più i tempi di recupero un altro mese, per febbraio diciamo dovrebbe ritornare a Napoli. Se tutto va bene, se le cose migliorano, se diciamo inizia a recuperare un po' più velocemente, può ritornare anche può recuperare anche per gennaio. Invece, oggi, una notizia di mezzogiorno e mezza circa, ehm, è venuta quella dell'esonero di Tudor, dell'allenatore ormai ex allenatore della Juventus. È stato esonerato dopo 8 partite di sconfitte varie, tra Como, quella di ieri della Lazio e del Real Madrid. Però vabbè, il Real Madrid tu ci può stare che perdi, sai, vai a giocare contro il Real Madrid, la squadra che ha vinto 15 Champions, la squadra più forte al mondo, e ci vai, ci sta pure che perdi. Non penso che la società della Juventus faccia problemi per questa sconfitta, però tu vai a perdere col Co. Tu sei nettamente più forte del Como, tu vai a lottare per la Champions e per lo scudetto. Poi tu vai a perdere con la Lazio. Ok, che se tutte e due squadre non hanno tanta forma a livello di giocatori e roba varia, però diciamo tra le due, tra Lazio e Juventus, penso che la migliore sia la Juventus, scusate, ma ad occhi chiusi. Però dopo 8 giornate di 8 partite, Chiellini e cioè i dirigenti, Chiellini e Comolli, si hanno fatto una call e diciamo, hanno deciso l'esonero di Cortudor, annunciato dalla Gazzetta dello Sport, e poi è venuto il comunicato ufficiale della Juventus. Poi la Juventus avrebbe come, diciamo, come sostituto o Spalletti o Palladino, um, oppure avrebbe Mancini, ex allenatore della nazionale, Spalletti, ex azzurro, sia della nazionale che del Napoli. Spero proprio di no, da parte di Spalletti, speriamo di no, perché sennò dovrebbe andare con tutte i giochi, tutte le partite con una maglia a maniche lunghe, perché ha lo scudetto tatuato del Napoli, il suo scudetto, però allora, questa è una cosa che secondo me farà, però non so se dipende tutto da chi sceglierà la Juventus. Poi, secondo me l'opzione più fattibile sia quella di Palladino, perché vi spiego, ora che è stato esonerato,
Tudor, la Juventus dovrà pagare 3 allenatori. Tudor, Thiago Motta il futuro allenatore. Perché Tudor aveva un contratto di un anno dove il suo stipendio, se venisse esonerato, lo stipendio doveva essere pagato tutto. Ehm, quindi i soldi non è che ci mancano a Tudor. Poi la stessa cosa per Thiago Motta, che aveva un contratto fino al 2027, che poi è stato esonerato, lo sapete, quindi dovrà pagare pure lui, più il futuro allenatore, che sarà uno tra appunto Spalletti, Mancini e Palladino. Mancini che secondo me si adatta al gioco della Juventus, secondo me, però prende tanto come stipendio, rispetto magari a uno Spalletti che prende un... Quanto prendeva Spalletti con la nazionale? Aspetta che non mi ricordo. 2 milioni e 8 più vari bonus. Quindi non è che prendeva più di tanto, quindi la Juventus sotto questo aspetto poteva pure chiuderlo per 2 milioni e mezzo più magari qualche bonus per arrivare a 3 milioni. Però secondo me a livello economico proprio, anche a prescindere dallo stile di gioco, ci sarebbe Palladino che a livello economico che può dare anche una svegliata a questa Juventus, appunto Palladino perché non penso che più di 1 milione e mezzo prenda, o 1 milione e mezzo, 1 milione e 8, ora non ricordo precisamente. Secondo me i tifosi, come ho sentito anche il parere di altri youtuber, ehm, recentemente prima di mettermi a registrare, e hanno lo stesso mio pensiero, che cioè che i tifosi della Viola stanno rimpiangendo Palladino perché è stato, diciamo, gli ha fatto fare una stagione buona, una stagione strabiliante, dove sono arrivati fino in finale di conference, se non sbaglio, ora non ricordo l'anno scorso fin dove sono arrivati. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mettete like e iscrivetevi al canale e fatemi sapere che ne pensate di queste due notizie, cioè quella di Kevin De Bruyne e quella di Tudor. Però aiuto, un appello da farvi: se tutte le persone ehm, che guardano questo contenuto mettessero like e si iscrivessero, vabbè, quello, arriveremo a 50 iscritti entro domani pomeriggio, quindi vi consiglio di iscrivervi se volete, perché questo canale può essere molto interessante. Va bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao!